24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Sono numerose le iniziative che riguardano Chioggia e il suo territorio, all'interno del provvedimento varato dal Consiglio Veneto che ottimizza le risorse regionali destinate al risanamento della laguna di Venezia e del bacino scolante. Con questa iniziativa, ha sottolineato l'assessore alla legge speciale Renato Chisso, vengono riposizionate alcune risorse non utilizzate verso azioni concretamente fattibili e sono stati individuati, più in generale, gli interventi da finanziare con quelle disponibili, per un complesso di un'ottantina di milioni di euro, comprensivi del finanziamento di 20 milioni per interventi di bonifica di aree a Porto Marghera. Per quanto concerne Chioggia, quasi 3 milioni di euro sono stati destinati ad ulteriori interventi nell'ambito del collettamento fognario di alcune frazioni. In pratica, il finanziamento viene rimodulato per eliminare gli scarichi fognari di natura civile, migliorando così le condizioni dell'ecosistema lagunare. Abbiamo disposto un'erogazione straordinaria di 3 milioni di euro a favore dell'ULSS 12 veneziana, per rendere possibile il pagamento degli stipendi ai dipendenti delle strutture private convenzionate in difficoltà finanziaria, segnatamente Villa Salus e Policlinico San Marco. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. La somma, ha sottolineato Coletto, è già stata bonificata, per cui sono certo che l'ULSS provvederà a trasferire al più presto quanto necessario alle strutture interessate. Si tratta di un intervento di assoluta eccezionalità, ha affermato l'assessore, che abbiamo deciso perché non è ammissibile che debbano scaricarsi sui lavoratori problemi di rapporto tra ULSS e strutture convenzionate, errori o difficoltà di gestione dei budget. La precarietà sembra solo sfiorare i giovani stranieri che sono inquadrati con contratti più stabili rispetto ai propri coetanei italiani. Lavorano di più ma sono pagati di meno. Questi alcuni dei risultati di uno studio condotto dalla Fondazione Leone Moressa che ha confrontato la struttura occupazionale dei giovani stranieri con quelle dei giovani italiani in età compresa tra i 15 e i 30 anni nel primo semestre 2011. In Italia si contano 455.000 giovani stranieri occupati e quasi 95.000 disoccupati. Questo permette di calcolare un tasso di occupazione giovanile straniero del 44,5%, superiore di gran lunga rispetto a quello dei giovani italiani, 32,5%, e un tasso di disoccupazione del 17,2%, inferiore, anche se di poco, a quello dei coetanei italiani, 20,4%. Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Padova sono stati impegnati nel sequestro di 3 immobili e 21 perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta su un amministratore di condominio proprietario di 42 fabbricati e 14 terreni che arrotondava i suoi compensi affittando gli appartamenti in nero a clandestini. L'uomo, impiegato dell'APS, oggi in pensione, ha anche tentato di truffare anche il comune di Limena, richiedendo prestazioni sociali agevolate. Ha richiesto ripetutamente prestazioni sociali agevolate al comune di residenza, vale a dire quelle sovvenzioni che sono riservate alle famiglie indigenti, ai veri poveri, a quelle famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese, faticano a pagare le bollette, a pagare il mutuo, a sostenere le spese per mandare a scuola i figli, perché non ha mai indicato la disponibilità del patrimonio consistente che di fatto aveva. In un mondo in cui la crescente pressione delle migrazioni genera un'evidente compresenza di culture e tradizioni differenti rispetto a quelle nate e storicamente radicate sul territorio, occorre ridefinire il ruolo della religione. È questo il tema su cui si riflette e discute durante i 2 giorni di convegno internazionale Diversità e Pluralismo Religioso, organizzato dall'Università di Padova. E noi sappiamo che questa è una sfida che si pone a tutti gli stati europei
all'Unione Europea, e il convegno chiede a altri studiosi che provengono dall'America, dall'Australia, dal Canada e anche dalla Cina che cosa sta succedendo nei loro paesi per quanto riguarda il riconoscimento di queste diversità e la gestione di queste diversità. In una società sempre più multietnica non si può più parlare di diversità religiosa, ma a questo concetto occorre sostituire quello di pluralismo religioso. Quindi bisogna trovare un nuovo equilibrio fra il particolare e l'universale, è una sfida culturale enorme, e quindi ciò che va evitato è l'idea che le diversità non fanno altro che confliggere. Palladio sfida Mediobanca. La società vicentina di Roberto Meneguzzo ha stretto un patto con la Sator di Arpe. Insieme disporranno dell'8% delle quote di Fondiaria SAI, tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadellveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.